Segna stampa. Sì, buongiorno, un bel Trojan, signori, perché qui dobbiamo stare attenti con chi si parla al telefono, soprattutto quando ti inviano. Avete sentito Genchi, la replica è andata in onda poco fa, quando ti inviano un allegato oppure un filmato, guarda questo filmato che bello, tu te lo guardi e intanto il tuo telefonino se piglia il Trojan e con il Trojan più bello è il telefonino e meglio si sente la tua voce, meglio comprare delle ciofeche, il buon vecchio mattone napoletano, dai, arridateci il mattone, un bel cellulare senza telecamera e senza microfono. Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno, buongiorno e buon risveglio da Sammy Varin. Sono le 7:31, certo, anche oggi mi occupo io di rassegna stampa, anche oggi leggeremo insieme i titoli dei quotidiani oggi in edicola e guarda un po', staremo soprattutto su questa situazione delle intercettazioni, dei dossieraggi, scopriremo che alla fine, insomma, non stiamo lì a far casino, almeno una volta nella vita ci hai pensato a fare un bel dossieraggio, costa poco, poche migliaia di euro, con 250 € io so dove si trova il nostro regista quando non è ancora arrivato in radio, doveri, era sulle scale, stava scendendo. Buongiorno Francesco, buongiorno naturalmente a tutti coloro che ci stanno seguendo appunto dall'automobile e sono in coda e dicono cavolo il mio capo ufficio come minimo mi sta già cercando e sta facendo un dossier sul chilometro dell'autostrada in cui sono bloccato. Ci ascoltate con la radio DAB in tutta Italia, basta schiacciare il bottoncino DAB dell'autoradio e poi siamo tutti in ordine alfabetico, Radio Libertà. Buongiorno a chi invece sarà catalogato come assenteista perché si trova ancora sotto le coperte. Buongiorno a chi ci guarda sul canale 252 del televisore in tutta Italia. Il vostro televisore può ascoltare, addirittura guardare Radio Libertà, il faccione di Sammy Varinone che vi fa ciao ciao. Se il vostro TV è collegato tramite internet, tranquillamente potete anche guardare. Buongiorno a chi ha usato il proprio cellulare, vedi un po', oltre che per essere intercettato, anche per scaricare la app di Radio Libertà, assolutamente sicura. Non vi guardiamo. Ah, guarda che ti vedo che stai facendo la pipì, assolutamente sì, ma ci fa piacere, insomma, cosa c'è? Scusa, è una roba normale, naturale. Scaricando l'app di Radio Libertà ci ascoltate in tutto il mondo. Certamente bisogna avere la famosa connessione internet e uno ci sta quasi pensando, quasi quasi chiudo tutto con sto internet. C'è qualcuno, c'è qualcuno anche tra i nostri ascoltatori che proprio storico dice io no, internet non lo uso, lo so che ci siete, e forse alla fine avevate anche ragione? Staremo a vedere, certamente, e soprattutto a sentire, perché in questo caso internet lo dovete utilizzare, che cavolo, almeno per inviarci WhatsApp. Già da questo momento potete inviare il vostro pensiero, qualunque esso sia, al 3406709 659. Non inviate Trojan, non li accettiamo. 3406709 è il numero di WhatsApp solo per messaggini o anche Trojan audio o video, non c'è nessun problema. Chiaramente più avanti avremo anche modo di sentire le vostre voci allo 02 9294 7222. Che dici? Diamo il via alle danze? Dai, vai col ritmo, un po' di ritmo certamente, partendo dal sito dell'ANSA che apre con la principale notizia di quest'oggi. Poi il Tribunale di Bologna rinvia il decreto paesi sicuri del governo alla Corte europea e qui uno rimane basito. Ah, siamo tutti con la bocca aperta. No! Assolutamente no. Candiani sul Corriere dice e io me l'aspettavo. Già. Lo chiediamo poi a Morelli. Ci abbiamo Morelli alle 9, gli chiederemo questa cosa. Che cosa stanno tramando questi giudici, questi magistrati bolognesi che tirano fuori addirittura la Germania di Hitler, la Germania nazista? Boh. Fatto sta
La domanda dei giudici è proprio questa, che risuona su tutti i quotidiani quest'oggi. Anche la Germania nazista era un paese sicuro? Per la maggioranza dei tedeschi lo era, ma non per ebrei, omosessuali e rom. E quindi lo chiediamo a questo punto alla Corte europea: quali sono i paesi sicuri? Il Bangladesh è sicuro? Ma che cacchio, per decenni siamo andati a lavorare in Bangladesh, ci ha dato lavoro a noi europei, non è sicuro. Eh sì, perché se sei gay, lesbico, transessuale, pansessuale, se hai delle situazioni, può non essere sicuro. E vabbè, questo è il principale titolo dell'ANSA che giustamente vi ho riportato. L'apertura dei siti, il Corriere apre giustamente con uno studio che fa capolino in piccino picciò, ma mica poi tanto sui quotidiani quest'oggi, e riguarda le tasse, IRPEF. Chi guadagna dai 55.000 euro in su paga il 42% del gettito fiscale. E mi viene in mente il famoso spottino. Anche qui oggi, se troviamo Morelli dopo le 9, glielo chiediamo. Bella la vita di un evasore, e a noi tocca pagare per tutti quelli che non pagano. Il caso del paradosso italico: più tasse paghi, meno servizi ricevi. Ci va giù pesante oggi il Corriere della Sera, ma va bene, ne siamo ben felici. Facciamoci del male, come fanno gli amici di sinistra. Su Repubblica si apre con: l'allarme Umbria nel centro-sinistra, che paura che c'hanno. Poi vi leggo il cartaceo: sbagliato scegliere Conte o Renzi. Perché? Perché alla fine, al posto di votare Conte o Renzi, la gente vota centrodestra. Ed è una roba che è saltata fuori. Cioè, c'è la slime che è ancora basita adesso. Va bene, ne parliamo assolutamente sì. Allora, tuffiamoci, direi, sui quotidiani di quest'oggi, partendo dal Corriere della Sera, che nel cartaceo parla del voto in Liguria che agita la sinistra. Ci capiamo, sono tutti agitati. Il crollo dei 5 Stelle, le critiche a Schlein sulle alleanze, l'attacco di Grillo, si muore traditi dalle pecore. E poi i giudici di Bologna, rimpatri alla Corte europea, la Germania nazista sarebbe un paese sicuro. Insomma, il Corriere fa un po' un pastrocchio nel titolo principale. Uno già capisce poco la mattina, così non capisci più niente, ma va bene, chi legge il Corriere ha una cultura superiore e ci arriva sicuramente. La sua imperia e i consensi a Bucci, il ritorno di Scajola. So come si vince qui. È vero, a Imperia e provincia comanda lui, e insomma è grazie a Scajola che ha vinto Bucci. La sottosegretaria in elogio del fascismo, bufera su Frassinetti di Fratelli d'Italia. Anche qui, se volete sbizzarrirvi, vi divertite. IPM, la rete delle spie, gli 007 israeliani, i dati rubati a Jacobs. Adesso salta fuori appunto che chiunque si ispirava alle spie e ha provato almeno una volta a chiedere un dossierino, a domandare dove si trova questo personaggio. Quanto costa? 250 euro la localizzazione. Dai, dimmi dove si trova questa persona che mi sta un po' sulle balle, che voglio sapere dov'è in questo momento. Lo puoi fare, è una cosa tranquilla. È che stanno venendo fuori anche tanti marchi, tante situazioni che uno non si aspettava, e chiaramente adesso forse si esagera anche a tirar fuori. Io ero qua che chiedevo: ma chi sono i mandanti? Adesso scopriamo che ci sono da tutte le parti mandanti, che magari proprio anche sempre Francesco, lui, il nostro regista, ha fatto una geolocalizzazione di Sammy Varin perché non si vedeva ancora davanti al microfono, e dice: dov'è? E scoprivi che ero al cesso. E queste sono le robe, guarda che non stiamo mica scherzando, anche per questo. E lo sai che poi il giornale ti sbatte in prima pagina, e uno
un pochino si vergogna anche. Vabbè, ci vado spesso al gabinetto e vabbè, il caffè di Massimo Gramellini sul Corriere, almeno non si lamentino. Un contribuente su 4 paga 3/4 di tutta l'IRPEF, e questa è la frase che oggi campeggia su gran parte dei quotidiani e ci rimproveriamo quotidianamente. La Repubblica: spie, 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 e anche questo è un termine che ormai non parli di spie quest'oggi quando vai a far colazione. Spie, spie sì, ma per gli stranieri. Anche qui un risvolto, gli 007 israeliani. Sì, sì, scoperto il libro mastro con le tariffe. Qui siamo un po' tutti curiosi appunto di capire quanto costa un'intercettazione veloce. Tra i clienti della banda degli hacker c'erano anche gli 007 di Israele e di altri stati, ma c'entra persino il Vaticano. Bada ben, nell'archivio anche dati riservati sottratti ad ENI. Bucata l'agenzia governativa per la cybersicurezza. Tensione tra i ministri, rinviata la stretta sui crimini informatici. Più che tensione, insomma, e fateci pensare un attimo cosa fare. La banda di spioni di Equalize vendeva informazioni segrete e delicate per la nostra sicurezza nazionale a servizi di intelligence stranieri, e nell'ambito delle indagini della Procura di Milano emerge il libro mastro con le aziende clienti e il tariffario. Il governo rinvia il decreto sulla sicurezza informatica. Di spalla il famoso ricorso alla Corte europea. I giudici: con il decreto migranti anche la Germania nazista sarebbe considerata un paese sicuro. Oh, mentre io parlo, dovete per favore darmi il vostro pensiero. 340-6709-659 con Sammy Varin, la rassegna stampa e anche la vostra rassegna stampa, il polso dei nostri ascoltatori al 340-6709-659. Ha fatto veramente molta, molta pena la morte di Matilde. Mai come adesso una persona assolutamente sconosciuta, morta su un campo da sci, è stata ripresa da tantissimi social, perché era giovane, certo, ma perché era davvero una che amava questo sport e poteva diventare qualcosa di veramente importante. La tragedia, scrive in centropagina Repubblica: addio a Matilde, dolore e polemiche. Ti immagini se non ci sono le polemiche? Non ce l'ha fatta la 19enne promessa dello sci, caduta in allenamento. Scendi, sci, muori. Di mattina sulla tua neve, tra le montagne che ami, nel tuo mondo. Non hai ancora 20 anni, li avresti fatti il 15 novembre. Sei una promessa, sei una ragazzina del Sestriere, sai che hai talento, sai che va coltivato. E chiaramente è tanto dispiacere per questa morte che nessuno poteva aspettarsi. L'intervista a Bucci: userò il mio tempo per dare il meglio. Siamo sempre su Repubblica. Liguria al centrodestra. Cambiamo quotidiano, andiamo sul quotidiano La Stampa, che tanto vi piace. Sì, lo so, ci sono già le richieste. Richiedete il vostro quotidiano preferito. 340-6709-659. Quando ho finito con le titolazioni, da quale quotidiano volete che parta Sammy Varin a leggervi l'interno? Per il momento La Stampa: il voto in Liguria spacca i democratici. Pressing dell'area Bonaccini sulla leader del PD, basta veti dei 5 Stelle. Renzi: perso per Conte, ora un codice etico. E scoprirete che Renzi magari cambia pure il nome al suo movimento, ma rifacciamo la Margherita. Il giorno dopo la sconfitta in Liguria, no, il giorno dopo la sconfitta in Liguria brucia ancora, ma nel PD tutti sanno che non è questo il momento di dividersi e alimentare polemiche. Ah sì? Non mi sembrava. Aspettiamo Umbria ed Emilia Romagna, poi tireremo le somme. La frase ricorrente. No, questi se la stanno già dando, ragazzi, ma di brutto. Il gioco degli specchi tra Schlein e Meloni
l'analisi di Flavia Perina, c'è una notevolissima sobrietà delle leader nel day after del voto ligure, Giorgia Meloni si limita a dichiarare soddisfazione per l'ottimo risultato, Ellis Line chiude la pratica dei commenti alle tabelle e passa a occuparsi d'altro, e siamo un po' tutti curiosi di capire di cosa mai si occuperà l'Ash Line. Demonizzare gli alleati, ricetta per la sconfitta, l'intervento di Elisabetta Gualmini. E poi certamente in centropagina sulla Stampa, paesi sicuri, lite toghe governo, ricorso alla Corte europea, con questo DL anche la Germania nazista lo sarebbe, Palazzo Chigi schiera l'avvocatura, spioni, incontri col Mossad, dossier per la Chiesa, pene più alte agli hacker, la Premier ferma Salvini. Ma sì, vai ancora con un po' di base, Francesco, fammi godere, perché in centropagina sulla Stampa c'è Trump e Harris, la campagna si gioca in rete, social fight, e poi silenziosa l'agonia Gaza, nuova strage di bambini, popolazione alla fame. Anche qui di spalle la tragedia, i genitori di Matilde, allo sport chiediamo di dare un senso a tutto questo dolore. Scendiamo e dove andiamo? Su quale quotidiano andiamo? Andiamo sul Resto del Carlino. Meloni, anche qui un bel titolo, interessante. Meloni, modello Liguria da esportare. Ok? Sì, stiamo andando bene, ma da sempre, insomma. Dopo la vittoria, il centrodestra punta alle regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Donzelli, Fratelli d'Italia, siamo 1-0. E se facessimo il cappotto? Sono quei sogni che abbiamo un po' tutti quanti, quello di vincere anche in Emilia-Romagna. Sarebbe un bel colpo, certamente un colpo mortale per la sinistra. L'intervista anche qui al governatore Bucci: ho perso la sinistra del no. I renziani vicini, nel PD alzano la voce i riformisti, 5 Stelle, Grillo processa Conte. E qui sul Resto del Carlino, come vi dicevo, l'idea di Renzi: voglio rifare la Margherita, l'anticipazione del libro che ci fa tremare. Signore, vuole rifare la Margherita, vabbè. La morte dell'azzurrina di sci, il papà più sicurezza sulle piste, ricordo della compagna di discese, lo sport era la sua vita. Vi racconto la mia amica Matilde. Altro quotidiano, altre notizie certamente. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Qui sapete che il titolo è molto più criptico, chi capisce è bravo. Pazzali si attivò subito dopo che Ignazio vide i due in casa. Chi sapeva già? La Russa Junior e la ragazza, giallo sui controlli delle spie. L'agenzia fatta da noi, la banda dossier, si vanta di avere creato la struttura di cyber security di Draghi, 377.000 euro in un anno per fabbricare indagini. Il capo affari legali dell'ENI trovava i dossier di Equalize sotto lo zerbino, e anche voi quando andate a casa date un'occhiata sotto lo zerbino, si trovano sempre cose interessanti. Ancora quotidiani oggi in edicola. Richiedete il vostro quotidiano preferito al 340 6709 659, lo leggo volentieri. Andiamo sul Messaggero. Il Messaggero in alto ha le auto green, dazi alla Cina, in Europa prime chiusure, ma poi verso le elezioni americane, Harris dalla carica al popolo Dem, insieme possiamo voltare pagina. C'è un forte potere simbolico nella scelta di Kamala Harris di tornare all'Ellipse di Washington, dove Trump incitò migliaia di sostenitori a occupare Capitol Hill. Harris al popolo Dem: ora voltiamo pagina. Ma il titolo principale sul quotidiano Il Messaggero è dossier
contatti con il Mossad. La centrale milanese scambiava informazioni con gli 007 israeliani. Nelle carte anche un presunto mandato ricevuto dalla Chiesa, il software dell'Agenzia per la Cybersicurezza progettato dagli stessi hacker. La notizia dei giudici simpaticoni di Bologna che rinviano alla Corte europea il decreto migranti. Il tribunale chiede chiarimenti sui paesi sicuri. Salvini, comunisti, fanno politica, premier in Libia. Insomma, deve prevalere la normativa europea oppure quella nazionale? O ancora, è possibile disapplicare il decreto paesi sicuri? Questi sono gli interrogativi mossi alla Corte di Giustizia dall'Unione Europea, dai giudici dell'Unione Europea, dai giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Bologna, quelli contro cui si sta già organizzando una replica. Intanto Meloni è volata in Libia insieme contro i trafficanti. A Gaza la nuova strage di bambini, missili di Hezbollah su UNIFIL, si tratta per la tregua, sì, tregua, ma qui continua a morire gente. Poi a Padova, neonata trovata morta in un night, fermata la madre. La neonata era nel water con l'acqua che traboccava in un appartamento di uno stabile che ospita un nightclub nel Padovano, fermata la madre con l'accusa di omicidio aggravato. Ancora quotidiani oggi in edicola ed eccoci sul quotidiano La Verità, titolo principale: i giudici chiedono all'Europa di tener qui tutti i clandestini, li vogliamo tutti qui. Da Bologna rinviano alla Corte europea il decreto sui migranti. Per i magistrati, coi criteri applicati dal governo, sarebbe stato lecito pure rimandare gente nella Germania nazista. Con i loro criteri, invece, non esistono paesi sicuri e quindi qualsiasi rimpatrio è di fatto impossibile. Il dossier, chi vuole dossier, signore e signori? Vuole il dossier? Dai, te lo faccio, da 200 euro, ma cosa vuoi che sia? È una sciocchezza. Dossier pure su Jacobs, ecco la rete delle spie e tutti i dati a rischio. Nelle carte dell'inchiesta di Milano le presunte relazioni pericolose dell'ex superpoliziotto sodale di Pazzali, dai pregiudicati ai vecchi informatori, ma forse siamo solo alla punta dell'iceberg. Dai ministeri alle videocamere, decine di archivi penetrabili, e devo dire che se andiamo avanti così tra poco sarà meglio che non ci dicano più nulla su queste cose, perché cominciamo davvero a preoccuparci. L'euro va KO, nessuno vuole più la moneta europea, crollano gli scambi con la valuta del continente, le transazioni si fanno solo in dollari, anche tra i BRICS. In Italia aumentano gli stipendi, negli ultimi 3 mesi cresciuti più dell'inflazione senza salario minimo. È interessante questo titolo sul quotidiano La Verità di oggi. La crisi nell'industria UE affossa l'euro, mentre aumentano le operazioni in dollari. La moneta americana è diventata il vero bene rifugio. Intanto in Italia, nonostante la crisi dell'industria, le retribuzioni crescono in media del 2%, più dell'inflazione, e nei servizi hanno superato il 4%. Non serve il salario minimo, ma rinnovare i contratti. A proposito, lo sapevate che c'è il libro nuovo di Bruno Vespa? Mamma mia, ogni anno, ragazzi miei, è un buon motivo per comprarlo, però è che c'è pure l'intervista a Vannacci. Con la difesa preventiva la NATO ha esagerato. Attenzione, CQ, pagina 7 del quotidiano La Verità, un intero paginone, ma grosso, lungo, vabbè, insomma, avete capito, dedicato al generale Vannacci, che è un po' che non si sente, e devo dire mi preoccupa sta cosa. Come mai non parla più? A Vetrana la farsa è compiuta, il tribunale sbianchetta il titolo e la serie TV va in onda. Avete sentito? Non si chiama più A Vetrana, mamma mia, no. Per ottemperare al decreto del giudice che parlava di diffamazione, la Disney ha tolto A Vetrana dal titolo della serie dedicata all'omicidio di Sara Scazzi. Ora, con l'avallo del tribunale, può andare in onda. La farsa è compiuta, ma intanto siamo tutti curiosissimi di vedere questo che non si chiama A Vetrana, ma
lo guardiamo lo stesso. Santa polenta, che ore sono? Che ore sono? 7:54. Buongiorno a chi sta accendendo adesso la Radio DAB in automobile. Benvenuti, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà. La mia rassegna stampa la faccio solo io così e mi spiace, c'è il pro e c'è il contro, ma un po' di ritmo e soprattutto cerchiamo di diffondere le notizie nel modo più diverso possibile. Ad esempio leggendovi la prima pagina del quotidiano Il Giornale. Un altro scontro, sì, ma facciamo gli autoscontri ormai. Un altro scontro con il governo. I giudici sabotano i rimpatri. Che non è una novità, ragazzi, però non si può andare avanti così. I magistrati rinviano il decreto Paesi sicuri alla Corte UE e citano Hitler. Spunta un manuale dei giuristi per boicottare i centri in Albania. Il governo vara il decreto legge sui Paesi sicuri per i rimpatri e subito il Tribunale di Bologna chiede alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi sull'argomento. Intanto i giudici di sinistra diffondono un documento con gli escamotage da usare per sabotare i trasferimenti in Albania. KO in 12 elezioni su 13, lo psicodramma nel PD, l'accusa a Conte ci fa perdere il vento del centrodestra, soffia potente in Italia se si prende come riferimento il voto politico del settembre 2022 e si contano le consultazioni nazionali o regionali svoltesi da allora, il risultato è di 12-1. L'opposizione invece è in pieno psicodramma tra accuse e autocritiche. Se vi interessa, sul quotidiano Il Giornale c'è anche oggi la perizia su San Giuliano, danni psichici dalla boccia, ok? Le anticipazioni del libro di Vespa, cosa mette sul giornale? Cosa c'è? C'è tutti i numeri della Meloni. Il mio governo è il più forte. E poi l'IRPEF che grava solo sul ceto medio, che sostiene il 93% dell'imposta. Il 46% dell'italiano paga per tutti. Giù la maschera, anche qui sul giornale, non è Avetrana e quindi non si chiama più Avetrana, adesso possiamo farlo trasmettere, siamo tutti veramente curiosi di vedere questa nuova commedia e adesso questi sequel iniziano a piacere, uno non ha niente da fare nella vita, si guarda queste cose, passa la giornata, vero, ottimo, Libero, bello questo titolo, contenti loro, il PD perde e festeggia, Dem e compagnia in estasi per il voto di lista, siamo cresciuti rispetto alle europee e parte il coro delle scuse, dall'astensione agli ultra di Scaiola, mentre tra i 5 Stelle è faida. L'editoriale di Daniele Capezzone, il bilancio tombale della sinistra, 10 sconfitte su 11. Ma in centropagina le toghe, la Germania nazista era paese sicuro, nuovo assalto dei giudici al decreto Albania. E anche qui, signori, siamo sul quotidiano Libero, scandaloso fisco, la solita IRPEF, il 40% degli italiani paga il 90%. Il flop delle elettriche, Audi chiude la fabbrica di auto verdi a Bruxelles. E poi c'è anche Salvini nel nuovo libro di Vespa, dall'Unione Europea contro la Lega, mosse miopi e illegali. All'interno naturalmente gli approfondimenti con da Astriano a Equalize, la società degli spioni, la rifondazione 5 Stelle, Conte sembra occhetto e via compagnia bella. E certo c'è da divertirsi quest'oggi sul quotidiano Libero. Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo sul Tempo, certamente. Ora c'è la pausa, ma faccio in tempo a leggervi la prima pagina del quotidiano indipendente Il Tempo con le macerie del dopovoto e Brandelli a Brandelli. Non solo il flop ligure e la guerra Conte Renzi, Schlein pontifica e poi perde 7 regioni su 8. La fondo di Bertinotti balla sul Titanic Dam. L'editoriale di Tommaso Cerno, la maledizione del perdente di successo. Questi i titoli principali del quotidiano Il Tempo.
Ci fermiamo, certo, perché come ogni giorno, ogni mezz'ora facciamo qualche minuto di riposo per le vostre orecchie dalla voce di Sammy Varin. Ci stiamo avvicinando ormai precipitosamente ad Halloween, alla festa dei morti, dei santi e perché no anche a Samognos, il capodanno celtico. Sentite che bel pezzo di Fiamma Velo, la pianista di quest'oggi, intitolato Il valzer degli spiriti. Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eh sì, perché oggi è il 30 ottobre 2024, mercoledì. Buongiorno da Sammy Varin e buongiorno da Fiamma Velo, la pianista di quest'oggi. Ogni mattina alle 8 mandiamo in onda un pezzo di piano. Oggi il valzer degli spiriti della bravissima Fiamma Velo, che ci ricorda appunto che si avvicina Halloween, la festa dei morti, dei santi, Samonios. Difficilmente riuscirete a salvarvi da un dolcetto scherzetto di qualche parente, amico, oppure guarda che bel filmato che ti ho spedito e ti becchi il Trojan. Che scherzetto! Non scherziamo, ma dalla cronaca di quest'oggi c'è soltanto da aver paura ad aprire qualunque allegato, perché tu guardi l'allegato e il tuo telefonino si slurpa il Trojan, che poi accende la telecamera e il microfono e ti spia. Un'occhiata al Sole 24 Ore solo di striscio, ma il titolo principale è sull'IRPEF. Lo chiederemo ai nostri ospiti alle 8:45, per cui Parlamento abbiamo il sottosegretario alle imprese e al Made in Italy Massimo Bitonci, alle 9 arriva Alessandro Morelli, poi più avanti avremo alle 11 e certo la deputata della Lega Vanessa Cattoi, alle 11:30 nel Focus Emilia Matteo Di Benedetto, candidato in Emilia-Romagna 17-18 di novembre, e ancora alle 11:30 Simone Gelli per Focus Lombardia, storico esponente della Lega. Ditemi se non lo conoscete. Vi dicevo, il Sole 24 Ore in centropagina IRPEF, il 15% degli italiani paga per tutti, e l'analisi di Salvatore Padula che si intitola Un paese di poveri benestanti, cittadini talmente poveri da non avere redditi, in realtà spesso assenti perché non dichiarati, o comunque da averli talmente bassi da non versare neppure un euro di IRPEF, condizione nella quale si trova quasi un contribuente su due, il 45% per la precisione. Restiamo basiti, minga troppo, ma naturalmente chiedo anche su questo argomento a voi un messaggio. Ditemi cosa ne pensate. Le pagate le tasse? Tanto per sapere, no? 340 6709 659. Questo è il nostro numero di WhatsApp. Il bello della nostra radio, che si chiama Radio Libertà, è che leggo tutto, qualunque cosa mi inviate, anche le parolacce. 340 6709 659. Chi fa la spia? Chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, quando muore va laggiù. Brava Mary, ci ricorda questi vecchi proverbi che sono sempre validi. Sì, tutti i gay e le lesbiche del mondo li portiamo in Italia e poi si lamentano che in Italia ci sono poche nascite. Ma chi allora che dovrebbe fare i figli? Aprite i manicomi, anche il Vaticano. Non scherziamo, ma scherziamo, cerchiamo di sdrammatizzare il momento, è minimo, perché ormai la moda è proprio di dichiararsi gay quando arrivi col barcone nel nostro bel paesone e non puoi essere rimpatriato in gran parte dei paesi da cui provengono questi barconi. Buongiorno Sammy, anche casa mia non è un posto sicuro, dipende per chi, è vero. I giudici più schierati di così non si può. Ciao Sammy e buona giornata. Luigi da Treviso, ciao Luigi. Quotidiani preferiti? Dai, sto per leggere, sto per aprire un quotidiano. Quale vi apro quest'oggi? Inviate il WhatsApp immediato al 340 6709 659. Per questo ascoltatore il quotidiano preferito Libero e La Verità. Sammy, ma con una Germania nazista considerata sicura, siamo sicuri che non abbiano legalizzato la cannabis? Oppure siamo tutti su scherzi a parte? Join Edition. Saluti da Gianluca. Gianluca, c'è poco da scherzare. Questi sono seri e non puoi neanche scherzarli più di tanto, perché sono i giudici, i magistrati a cui prima o poi vai sott'occhio. Prima o poi avrai a che fare. Nella vita, lo so, facciamo tutti curniat. Tocca qua, tocca là.
ma prima o poi qualcosa. Buongiorno, credo che solo i polli non sapessero di essere spiati. Non è forse per questo controllare tutti che vogliono implementare ogni documento sul telefonino? Ah, ah, il complottista Mauro, bravo, bravo, scaricate il wallet e chissà cosa vi succede, vi trasformate, non siete più voi, vero, 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 è come con la storia dei vaccini, l'abbiamo capito silenziosamente, lo dico perché siamo anche su YouTube e Facebook e quelli ci bloccano se parlo di certe cose, ma abbiamo capito che dopo il vaccino è successo qualcosa, a qualcuno di noi è successo qualcosona, non c'è più, ma molti di noi hanno avuto dei problemini, posso dirlo, mi blocca Facebook se dico problemino. Ok, ciao Sammy, da secessionista sono spiato dal 1987. Sì, hanno una paura matta di noi secessionisti, tremano perché noi promuoviamo la dissoluzione dell'Italica cloaca. Bravo Luca, certo, anch'io sono stato uno storico secessionista, vi parlo dal fortino di Via Bellerio, potete immaginare, a noi ci spiano ogni volta che entriamo e usciamo, c'è fuori la camionetta dell'esercito, scherzi a parte, ringraziamo le forze dell'ordine, perché ogni tanto qualche pazzoide che ci aspetta fuori lo troviamo, ma ne siamo abituati anche a quelli. Si finirà. Ah no, c'è Marco, giusto. Forse volevano sapere se Jacobs si dopava, perché anche lui ha avuto il suo Trojan. Dacci oggi il nostro Trojan quotidiano. Dove me lo infilate quest'oggi il Trojan? Guarda di qua, sotto le ascelle, guardi nel naso. Dove pensate che me lo infilino? Allora anche la Germania nazista era un paese sicuro. Cos'è? I bambini dell'asilo che fanno i capricci? Scrive Marco. Si finirà con lo scoprire che l'Albania non è un paese sicuro. È vero, vero Marco, si vuole arrivare a quello, chiaramente sì. Sammy, buongiorno, buon lavoro. Questa rassegna stampa porta contentezza e lo metto minuscolo, lo ribadisco e lo disco riba. Grazie, grazie. Beh no, giustamente c'è chi critica, c'è chi è contento, c'è chi non gliene frega niente. Metti la verità per ultimo, perché mi sveglio tardi. Ravizza, come ti permetti? Cioè vuol dire che tu fai parte di uno di quei dormiglioni che ascolta Sammy Varin sul canale 252 restando a letto sotto le coperte con la moglie schiava che ti porta la colazione? Donne, ribellatevi. Assolutamente, la mia è una famiglia matriarcale, sapete bene, io lavo i piatti, io e la lavatrice abbiamo un rapporto bellissimo. Ultimamente ho conosciuto anche l'asciugatrice, ragazzi, è una figata davvero, soprattutto per chi non ha spazio all'esterno dove mettere i panni ad asciugare o ed è sempre perennemente all'ombra come la mia casettina. E che cosa asciughi se sei all'ombra? Sanno tutto di tutti, ma quando ti serve qualcosa devi portare montagne di documenti, certificazioni e bollettini. Ma andate a fanculo, scrive Walter. Mi fermo, sì, dai, no, perché dobbiamo proseguire certamente con la rassegna stampa, però continuate, siamo tutti figli di Trojan. Parla per te, fa lo spiritoso questo ascoltatore. Richiedete il vostro quotidiano preferito al 340-6709-659. Avete mai avuto la sensazione di essere spiati? Ve ne frega qualcosa? Questa altra domanda, veramente. Chiaro che sta cosa che ci sono aziende che spiano i propri dipendenti e c'è uno dice cavolo mi sta spiando. Boh, io sinceramente non ho niente da nascondere, quindi la verità alla fine me l'avete votata ed eccola qua. Da Bologna rinviano alla Corte Europea il decreto sui migranti, i giudici chiedono all'Europa di tener qui tutti i clandestini, ma soprattutto il dossier pure su Jacobs e io subito entro all'interno. Vediamo un po', vediamo cosa contiene oggi il quotidiano La Verità. Quello di Conte, il Movimento 5%, con Giuseppi in squadra, il PD perde, ma soprattutto guarda che il centrodestra vuole tenere Genova. Eh sì, perché noi parliamo di Umbria ed Emilia Romagna 17-18 novembre, ma c'è anche Genova. La vittoria di Bucci porterà il capoluogo al voto. Il vice sindaco Pietro Picciocchi gestirà il municipio fino a primavera e forse guiderà la coalizione
che in città fa molta fatica. Perché? Perché a Genova ha vinto alla grande il PD. A Genova ci sono altri 18.000 voti da recuperare per il centrodestra. Sono quelli con i quali Andrea Orlando ha staccato Marco Bucci, anche se inutilmente. E staremo a vedere perché, insomma, si potrebbe candidare questo, quell'altro, e la Lega potrebbe sempre giocare la carta del viceministro, che noi conosciamo bene, Edoardo Rixi o Risi, che si suona meglio. Ottimo candidato e genovese doc, ma sono in molti a chiedersi pure nel carroccio chi glielo fa fare. Stiamo a vedere, però non bisogna perdere certo di vista Genova. La Schlein ha perso ma ha fatto bingo. Con il flop di Orlando ha azzerato i nemici. E poi è dal 1955 che servono interventi in Emilia. A proposito delle prossime elezioni, gli annali attestano che nelle zone colpite recentemente ci furono devastanti nubifragi già nel 1896 e nel 1932, studi vergati già 69 anni fa, e poi ancora nel 2013 chiedevano a gran voce la messa in sicurezza del territorio, ma si è preferito prendersela col clima. Quest'oggi sul quotidiano La Verità. Intanto nei guai un altro uomo di Ricci, il centrodestra ora chiarisca, inchiesta sugli incarichi del comune di Pesaro, indagato l'ex capo di gabinetto Arceci. Sempre sul quotidiano La Verità, Conte che si sbarazza di Papà Grillo incarna il moderno che ripudia i padri. Via via con le pagine, eccolo qua ragazzi, a pagina 7, che bell'uomo, Vannacci, dopo l'Unione Europea tornerei nell'esercito. Il generale si confida dove, indovinate un po', ditemelo, dai che lo sapete, nell'ultimo libro di Bruno Vespa. Se andassi in pensione sia da militare sia da politico avrei 2 vitalizi, ma sono troppo legato alla divisa. Fonderà il suo partito? Non è quella la strada principale. Con Salvini c'è intesa perfetta. Esce oggi, 30 ottobre, da Mondadori Rai Libri, il libro di Bruno Vespa, Hitler e Mussolini, l'idillio fatale che sconvolse il mondo e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa. 21 euro. Vi leggo qualche stralcio. Proprio perché parla di Vannacci, ragazzi, io non l'ho mai pubblicizzato, il libro di Bruno Vespa, per mesi, di qualunque intervista è tratta dal libro di Vespa. Pontida 2024 era molto attesa, non solo per la presenza di Orban, ma soprattutto per l'arrivo del generale Roberto Vannacci, che alle elezioni europee del 9 giugno ha preso una valanga di preferenze. Ho fatto i conti con lui, 189.000 nel nord-ovest, 143.000 a nord-est, 117.000 nel centro, 73.000 nel sud, 35.000 voti nelle isole, totale 557.000. Prima di Pontida e per la verità anche dopo se ne sono dette di tutti i colori. Vannacci fa il partito, Vannacci scala la Lega, Vannacci al posto di Salvini e così via. Chiedo a Salvini se per lui Vannacci sia un'opportunità o un rischio. È un bicchiere mezzo pieno per entrambi, risponde. C'è chi candida Ilaria Salis e chi Roberto Vannacci. Fate voi. Come vi siete incontrati? L'ho cercato dopo i primi 10 giorni di massacro mediatico all'uscita del libro Mondo al contrario. Siamo entrati subito in sintonia, abbiamo convenuto che si candidasse mesi prima delle elezioni. A proposito dell'incredibile risultato editoriale ottenuto, il generale ricorda sempre nelle preghiere serali Paolo Berizzi, il giornalista della Repubblica, autore di una violentissima campagna contro il libro, un modo infallibile per portarlo al successo. Vannacci farà un suo partito? Non lo farà, mi risponde senza incertezze Salvini. E la freddezza dei colonnelli della Lega? Abbracci e baci nel retropalco senza telecamere. Con il generale Vannacci celliamo sul fatto che lui non esclude mai nulla, nemmeno di tornare in servizio. Ho 56 anni, alla fine del mandato europeo potrei andare in pensione a 61, ma se fossi promosso generale di corpo d'armato avrei tempo fino a 63. Andare in pensione mi converrebbe, cumulerei il vitalizio con l'assegno parlamentare, ma sono ancora troppo legato alla famiglia militare per farlo e non sono certo l'unico soldato ad avere chiesto l'aspettativa parlamentare. Ci furono i generali Mauro Del Vecchio e Domenico Rossi, c'è un ufficiale di marina che fa il consigliere regionale
E poi non mi piace che siano dei giornalisti a dirmi cosa devo fare della mia vita. Anche Vannacci nega che ci sia freddezza nei suoi confronti da parte dei dirigenti della Lega. Ho avuto scambi cordiali con Zaia, con Fedriga, con Calderoli, ho mangiato un panino nel retropalco. Sono una persona nuova, capisco che non vengano ad abbracciarmi. E nega di voler fare concorrenza a Salvini. Tra noi c'è un'intesa perfetta anche senza sentirci. Presenterà una mozione al congresso della Lega? Gli domando. Dopo aver fatto per 37 anni un altro lavoro, all'inizio non avevo capito, poi mi hanno spiegato che le mozioni si fanno quando ci sono le correnti e nella Lega non ci sono. E poi senta, per aspirare alla segreteria di un partito servono capacità ed esperienza che al momento non credo di avere. E aggiunge, io voglio cambiare l'Italia e l'Europa. Il partito è lo strumento più difficile in salita per farlo, pur non escludendolo, non è quella la strada principale, però gli faccio notare, il tenente colonnello Fabio Filomeni, suo istruttore ai tempi del reggimento col Moschin, ha messo in piedi una macchina da guerra, ha costituito sezioni del movimento Il Mondo al Contrario in tutte le circoscrizioni delle elezioni europee. Filomeni ha fatto tutto da solo, io non c'entro, precisa Vannacci. Si è limitato a mandarmi un documento che era un'elaborazione intellettuale destinata a trasformare presso un'associazione culturale in associazione politica. E il Movimento Europa Sovrana Indipendente non è un movimento, replica Vannacci. Dal sito europasovranindipendente.eu si scrive: il Comitato Politico Europa Sovrana Indipendente nasce all'inizio del 2024 per iniziativa del tenente colonnello Fabio Filomeni, che riunisce attorno a sé esperti di geopolitica, diplomatici e professionisti nel campo giuridico e sociale per proporre un'idea politica di Europa idonea a rispondere alle sfide della nuova situazione internazionale. È stato tolto spazio vitale alla Russia. Lei pensa a un'Italia fuori dalla NATO? Chiedo a Vannacci. Stiamo sempre leggendo il libro di Bruno Vespa. Assolutamente no. Essere sovrani non significa uscire da un'organizzazione che ha garantito la pace per più di 50 anni. Un'alleanza politica e militare che ha funzionato bene, anche se andrebbe rivisitata. E come allora? Incrementando la cooperazione con l'Unione Europea, facendola tornare a essere un'alleanza prettamente difensiva, perché con il termine difesa preventiva si è forse esagerato compiendo operazioni come i bombardamenti in Libia durante le primavere arabe, che hanno fornito pessimi risultati. Inoltre la NATO dovrebbe anche tenere conto degli interessi europei e non solo dei soci di maggioranza. Di qui la simpatia del generale della Lega per l'America di Donald Trump. America First vuole limitare gli interventi NATO a tutto campo. Trump ha sempre auspicato una NATO meno ingerente negli affari dell'Unione Europea e un'Europa con maggiore voce in capitolo nella NATO. E che ne pensa di un esercito europeo? Non può esistere la cessione di parti di sovranità nazionale. Gli eserciti devono rimanere nazionali come espressione della sovranità dello Stato. A livello europeo è giusto creare sinergie a livello industriale e capacitivo e piena interoperabilità, come parla difficile Vannacci, tra le truppe. L'Unione Europea dovrebbe fungere da soggetto importante di diritto internazionale, fornendo la base giuridica per un eventuale intervento. L'intervento armato dovrebbe poi essere fisicamente compiuto da quelle nazioni che più sono interessate territorialmente e dal punto di vista degli interessi nazionali. Gli interessi europei sono talmente frammentari che l'esercito danese non avrebbe convenienza a intervenire nel Mediterraneo. Così l'ultimo libro di Bruno Vespa e a questo punto potete anche fare a meno di acquistarlo, scherzo, perché vi ho letto l'intervista al generale Roberto Vannacci. 8:22, WhatsApp, mi raccomando, sveglia, walk, 340 6709 659, c'è Sammy Varin che fa la rassegna stampa e vuole sentire il vostro pensiero su qualunque argomento che vi turbi quest'oggi. Anche certo tutte le relazioni pericolose, si scrive a pagina 8 della Verità, dell'ex super sbirro del caso Dossier. Nella sua rete di rapporti pregiudicati, i suoi vecchi informatori, stop in Consiglio dei Ministri all'ipotesi di affidare alla DNA i crimini informatici, fatto sta, si parla certamente ancora una volta di spie, spioni,
spietti, spioncini, e la foto del controverso Carmine Gallo, ex poliziotto della squadra mobile di Milano, che ci sembrava un figo della miseria, e lo è veramente, però ha fatto anche cose che non si dovrebbero fare. Sono ben 64 le banche dati più sensibili. Lo scandalo Equalize potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Le decine di cassaforti digitali gestite da Interno e Difesa sono una miniera. A queste vanno aggiunte le informazioni raccolte dai comuni, per esempio dalle videocamere che tracciano le auto. Già, ci siete dentro anche voi quando andate a far la spesa. Avete problemi? No, io Esselunga quasi sempre, raramente lo tradisco. Ecco, cazzo, adesso Esselunga potrebbe chiedere un dossier su Sammy Varin, sui propri clienti, per vedere in quanti tradiscono Esselunga e magari regalarci un buono da 10 euro in più. Vero, 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 vero. Meloni in Libia per un nuovo patto su flussi legali e guerra ai trafficanti. Guarda che c'è una pazienza anche la Meloni, eh. Il premier a Tripoli chiede cooperazione contro gli scafisti, chissà che schifezze le avranno dato da mangiare. Va garantito il diritto a non dover espatriare. Macron vola in Marocco, fermare gli ingressi illeciti. Il suo ministro ai prefetti: riprendete il controllo. Siamo sempre sul quotidiano La Verità e a pagina 11 anche qua, signori, la verità è questa: i giudici assaltano pure il nuovo decreto sui paesi sicuri. Decida la Corte europea. In virtù della sentenza europea, le toghe di Bologna picconano la norma, renderebbe leciti i rimpatri nella Germania nazista. Tutto da leggere, certo. L'articolo a pagina 11 del quotidiano La Verità è chiaramente: signori, oggi uscite, alzate il culo e andate a conoscere finalmente l'edicolante del vostro paese, che magari nel frattempo è cambiato. Certo, da quanti anni è che non comprate un giornale? Già raccolti 12.000 euro per la gente che ha sparato a un maliano a Verona. 12.000 euro, contributi anche da semplici pensionati, altri 5.000 euro all'associazione dei poliziotti. Già a quota 11.950 la raccolta di contributi lanciata dal gruppo Ristoratori Veronesi, così da sostenere le spese legali dell'agente Polfer iscritto nel registro degli indagati per eccesso colposo di legittima difesa, quello che ha ammazzato purtroppo il maliano Moussa Diarra. Il poliziotto era stato costretto a sparare il 20 ottobre all'alba fuori dalla stazione Porta Nuova di Verona dopo essere stato aggredito con un coltello dal 26enne che aveva già minacciato vigili e infranto vetrine, danneggiando auto. Avanti con le notizie, certo, siamo sempre sul quotidiano La Verità e Avetrana non c'è più, cancellata dal titolo la serie su Sarascazzi, va in onda. È così, si è dribblato il problema, è bastato censurare il nome del paesino perché si intitolava così, no, questa serie, per sbloccarne la visione. La farsa è compiuta, signore e signori, e quindi guardiamocela questa farsa, dai, che siete curiosi, perché lo dice, siamo anche noi dei piccoli Trojan, ci piace sbircio. Dove vado? Non so più dove andare, non so più ci sono troppe notizie questa mattina, capisci? Troppe notizie. Allora vado a pagina 16, sempre sulla Verità, perché l'Europa in crisi affossa pure l'euro. Altro che BRICS, dollaro bene rifugio. Le difficoltà dell'industria UE riducono le operazioni e la forza della moneta locale. Tutti pazzi per la valuta statunitense, mentre tra gli ex emergenti si salva solo lo yuan, che raddoppia la sua quota nel commercio mondiale. Cosa sta succedendo? Succede che, malgrado l'auto,
in Italia aumentano i salari. Nonostante la crisi dell'industria, negli ultimi 3 mesi le retribuzioni sono cresciute del 2% più dell'inflazione e nei servizi hanno superato il 4%. Le politiche del governo funzionano. Serve un altro sprint con il rinnovo dei contratti scaduti a 7 milioni di addetti. Vedi, ogni tanto ci sono anche buone notizie, ma come non detto, Mercedes e Volvo pronte ai tagli, Audi chiude l'elettrico a Bruxelles e abbiamo visto che anche da noi Stellantis non va poi così bene. Dopo Volkswagen, altre case europee rivedono le stime a ribasso, margini giù pure per Ford. Fatemi un WhatsApp, quando la cambiate l'automobile? Avete in mente di farlo? Io dico certo, sì, la faccio, la cambio, però mi dovete dare voi i soldi. L'anticipazione di Panorama, 21 pagina del quotidiano La Verità, l'intervista a Renzo Arbore. La radio rimarrà sempre giovane. Ve lo dico io che l'ho parlata per 60 anni. Il Mattatore, se è riuscita a resistere alla TV ci sarà un motivo. Con Boncompagni scoprivamo talenti. Tutti i più grandi sono nati nell'etere, da Sordi a Mike. E certamente non si può perdere l'intervista a Renzo Arbore quest'oggi sul quotidiano La Verità. Chiaramente anche chi vi parla ha cominciato con la radio ed è rimasto nella radio, perché secondo me è il mezzo più furbo per fare informazione, semplicemente per trasmettere emozioni, e io lo faccio, pensate, dal 1977, quando bambinetto iniziai a giocare con mixer e un piccolo trasmettitore da 500 milliwatt, facendomi sentire a 1 chilometro intorno a casa mia e facendo chiamare in diretta. Certo, avevamo il telefono collegato con una roba strana per cui si sentiva, riuscivamo a sentire era un piccolo Trojan già a quei tempi, e mandavo in diretta i miei compagni di classe. Ci fermiamo, sono le 8:30, c'è la pausa musicale insieme al meteo, torniamo tra pochissimo con altre squisitezze dai quotidiani odierni. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vige un regime di alta pressione sul nostro paese, anche se il sole non splenderà proprio ovunque. Nella prima parte della giornata avremo cieli sereni o al massimo poco nuvolosi sull'arco alpino e su buona parte del centro-sud, mentre sulle pianure settentrionali risulteranno più grigi per via di nubi basse o foschie. Nel pomeriggio poi situazione che rimarrà quasi del tutto stazionaria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per maggiori dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Questa è una canzone da meditare, signori, come molte canzoni di Marco Bosi. Lui arriva da Arcisate, in provincia di Varese, ed è arrivato fin qua. L'altra settimana ci è venuto a trovare nei nostri studi. È quello di Chiama gli angeli, signori. Splendida canzone che ci ha ricordato che tutti noi abbiamo un angelo custode e che ogni tanto bisogna anche salutarlo e magari pregarlo. Bravo, bravo Marco Bosi. In questa terra non nascon fiori. L'artista indipendente della mezz'ora, con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin. Questa è Radio Libertà e questa è la rassegna stampa che in questo periodo storico sto conducendo, facendo un po' più di casino rispetto al condirettore Giulio Cainarca, nel bene o nel male. Cainarca lo troviamo però con un'importantissima trasmissione Auto da Fè intorno alle 10, dalle 10 alle 11 per la precisione. Tanti WhatsApp, grazie a chi mi sta scrivendo al 340 6709 659. Il più grande evasore in Italia è lo Stato, che non paga l'INPS ai suoi dipendenti, e vogliamo parlarne di Amazon e delle altre multinazionali con sede all'estero? Un pensierino. Poi c'è un audio, sull'audio sentiamo chi parla. Siamo tutti spiati, Ecco. ma non da oggi. Basta parlare in casa di un oggetto, mi piacerebbe avere un nuovo tablet, e domani vero? arriva la pubblicità di quel tizio o di quel Amazon Sì. che ti dice: ma guarda che c'è un'offerta, un bel tablet. Sì, siamo tutti spiati e forse sarebbe anche opportuno cominciare a chiudere, a sotterrare i nostri cellulari. Buona giornata, Giovanni La Bergamo. Grazie Giovanni, sotterriamo il cellulare, ma dopo lo sentiamo squillare, ci viene la tentazione di riprenderlo. Dai, continuate a scrivere i vostri pensieri. Tra poco arriva Massimo Bitonci, poi Alessandro Morelli, e quindi discutiamo delle notizie del giorno anche con loro. Intanto però i migliori quotidiani del giorno, quelli che finiranno anche sul sito di Radio Libertà, tra i giornali di Sammy Varin, i giornali secondo Sammy Varin, che sono io. Ciao ciao. Siamo sul quotidiano Il Giornale, a pagina 7, sì, i giudici utilizzano Hitler, no al decreto paesi sicuri. Il Tribunale di Bologna chiede l'intervento della Corte Europea e fa l'esempio della Germania nazista. Fatta la legge, trovato il rimpallo all'Unione Europea, rimestando per non farsi mancare niente tra i fantasmi del nazismo. La velocità con cui il governo ha varato il decreto legge sui paesi sicuri per superare, trattandosi di norma primaria, i decreti interministeriali che fino a pochi giorni fa stabilivano l'elenco dei paesi di provenienza dei migranti considerati non pericolosi per i rimpatri, non ha fermato l'altrettanto veloce replica della magistratura, replica che arriva grazie al ricorso di un cittadino del Bangladesh, sulla scorta del quale il Tribunale di Bologna ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sull'argomento, chiarendo se in tema di identificazione dei paesi sicuri debbano valere le norme nazionali o quelle dell'Unione Europea. E qui naturalmente vi invito ad acquistare il quotidiano Il Giornale anche per scoprire il manuale per sabotare il trasferimento in Albania. Giuristi di sinistra consigliano gli escamotage con lo scopo di impedire le misure contro i clandestini. Il suggerimento: per evitare il trasferimento devono essere valutate le malattie psichiatriche e altri espedienti legate alla situazione personale. Non è un segreto, quante volte scherzando Sammy Varin ha detto: ma sì, basta che il migrante tocca il culo al carabiniere e dice sono gay, ed è chiaro che i carabinieri gli girano le balle, ma non è detto. E poi non può essere trasferito nel suo paese, no di certo. Oppure basta fare c'hai un forte raffreddore, non posso rimandarti indietro. Accidenti, si scherza? Certo, scherziamo, ma è veramente così. Dove andiamo? Andiamo su Repubblica, signori, perché il fatto che lo scriva un quotidiano di sinistra è vero, allora poi se lo scrive Repubblica, che legge anche il Papa. Regionali, scatta l'allarme Umbria. Conte o Renzi? Sbagliato scegliere. L'indomani della sconfitta di Orlando cresce la preoccupazione nella coalizione in vista della prossima tornata elettorale. Il sindaco di Milano Sala: non ci si può appiattire su un movimento che sotto il 5%
30%. Bonaccini: ci vuole un'alleanza nuova, signori. Repubblica scrive quest'oggi: la grande paura, affondare pure in Umbria e quindi perdere il trittico delle regioni 2-1 con la sola vittoria in Emilia-Romagna. Nei piani alti del centro-sinistra si scruta con crescente inquietudine il cimento del 17 e 18 novembre. E signori, qua mi fermo, ma se davvero volete godere, acquistate il quotidiano Repubblica. Lo so, è una scelta molto molto pesante, però per oggi ci si diverte, anche perché poi si esaminano i flussi. In Liguria gli elettori centristi finiscono a destra. L'elaborazione del Cattaneo, dall'ex terzo polo, contributo alla vittoria di Bucci. Vabbè, la Schlein: puntiamo a essere il primo partito in tutta Italia, servono alleati solidi. L'intervista alla Schlein: e che fate, non la leggete? Io no. Avanti con i quotidiani, signori, e fatemi un salto allora ancora una volta certamente sul quotidiano Repubblica, perché oggi, se intervista la Schlein, intervista anche Bucci, democratico. Userò il mio tempo per fare il meglio che posso. Ai liguri non interessa la discontinuità con Toti. Sono un quarterback della politica. Devo leggere 1700 messaggi anche dagli avversari. Bravo Bucci, siamo con te. Ma siamo chiaramente anche su altri quotidiani. È minimo. Vi ho ricordato l'intervista a Roberto Vannacci, sempre quella sul libro nuovo di Bruno Vespa: dopo l'Unione Europea tornerei nell'esercito. Ma il quotidiano Libero, non c'è soltanto Vannacci, signori. No, Salvini, c'è anche Salvini nel nuovo libro di Vespa: dall'Unione Europea contro la Lega, mosse miopi e illegali. Nella nuova Pontida la Lega ha sostituito Alberto da Giussano con Papa Pio V, che nel 1571 patrocinò la nascita della Lega Santa tra la Repubblica di Venezia e la Spagna di Filippo II per arginare l'espansione turca dopo la caduta di Famagosta nell'isola di Cipro, e ci riuscì con la vittoria di Lepanto, scrive Bruno Vespa sul quotidiano Libero. Poi si prosegue all'interno: oggi la battaglia leghista non è più contro il centralismo romano, ma contro quello di Bruxelles, che i patrioti per l'Europa giudicano asfissiante. Tutti i partiti aderenti al nuovo gruppo parlamentare europeo vengono comunemente giudicati di estrema destra, etichetta che Salvini respinge con decisione. La Lega, mi spiega, scrive Vespa, è un movimento conservatore legato alla sovranità nazionale, con grande attenzione all'identità locale. Chiamarci di estrema destra denota ignoranza. Capirai destra, ma perché estrema? Un terzo di francesi, austriaci, tedeschi, spagnoli, belgi sono estremisti? Siamo un grande gruppo di centrodestra alternativo ai socialisti. Quest'oggi sul Libero la linea di Salvini nell'anticipazione del libro di Bruno Vespa: l'Unione Europea sbaglia a isolare la Lega e i patrioti. Io lavoro per un unico grande gruppo di centrodestra alternativo ai popolari. Tra i quotidiani migliori, signori, è ancora sul quotidiano Libero, perché tasse da incubo. Sì, signori, a pagina 13 ce lo ricorda, perché il 40% degli italiani paga il 90% dell'IRPEF. Va tutto bene? A quanto pare sì, è da tanto tempo. Secondo itinerari previdenziali, 9 milioni di contribuenti dichiarano meno di 7.500 euro. A sostenere la spesa pubblica è sempre il ceto medio. Quasi un italiano su due non ha reddito, con la conseguenza che a farsi carico del welfare è l'altra metà della popolazione, o meglio, una piccola parte di questa, perché sono i ceti medio-alti a versare
gran parte dell'IRPEF con cui lo Stato finanzia le sue spese. In numeri, il 40% paga quasi il 90% dell'IRPEF. Su una popolazione di 59.030 milioni di abitanti, sono infatti poco più di 42 milioni quanti hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2023, ma a versare almeno €1 di IRPEF sono stati appena 32,4 milioni di persone. Seppure in crescita di 1 milione di unità rispetto al 2021, record al 2011, questo dato implica che il 45% degli italiani non abbia redditi e quindi viva a carico di qualcuno. A fotografare la situazione è l'osservatorio Itinerari previdenziali sulle entrate fiscali, realizzate dal Centro Studi e Ricerche presieduto da Alberto Brambilla in collaborazione con la CIDA. Le tabelle contenute nel rapporto contengono diversi spunti interessanti, a cominciare dalla parte del gettito IRPEF che ricade sulle diverse fasce di contribuenti. Insomma, ragazzi miei, è tutto vero. Ma cosa si può fare? Lo chiederemo più avanti. Arriva Alessandro Morelli intorno alle 9. Intanto però, sempre sul quotidiano Libero di quest'oggi, importantissimo e non ne parla quasi nessun altro, è stata approvata la legge. Nasce il garante per i diritti delle persone disabili. Si occuperà di lotta al bullismo e contrasto alle discriminazioni. I vertici scelti dai presidenti di Camera e Senato. Qui Parlamento. E qui ancora la voce di Sammy Varin che apre il collegamento quotidiano con il Parlamento per sentire dai nostri rappresentanti quali buone novità ci sono. Quasi sempre buone, ma non sempre. In questo caso buone secondo me. Grazie per essere con noi il sottosegretario alle imprese al Made in Italy, Massimo Bitonci. Buongiorno. Buongiorno. Grazie Massimo. Allora, dacci delle buone notizie perché io oggi sto facendo rassegna stampa e tra un Trojan e uno spione e l'IRPEF che la pagano veramente in pochi e tutti gli altri che fanno, devo cercare con attenzione una buona notizia e secondo me tu me la dai perché si sta lavorando su tanti fronti per la tutela dei nostri marchi, sempre rispetto ai furboni che vorrebbero imbrogliare. Portaci qualche buona novità, Massimo Bitonci. Intanto se possiamo anche ragionare per un minuto sul tema dei dati che sono usciti ieri da itinerari previdenziali sull'IRPEF, cioè confermano quello che noi diciamo oramai da tempo, cioè che alla fine chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro, che sono il 40,8% dei contribuenti, versa imposte per l'1,28%. E quando la sinistra continua a ripetere che bisogna ridurre la tassazione per i redditi più bassi, dice una grandissima stupidaggine, perché sui redditi bassi non paga nessuno le tasse per effetto delle deduzioni e delle detrazioni. E se noi facciamo un altro ragionamento, che sono 26 milioni gli italiani che non dichiarano alcun reddito e 13 milioni che dichiarano con imposte pari a zero, per un totale di 39 milioni che sono il 67 e passa per cento della popolazione, noi continuiamo a ripetere e l'analisi fatta in questi giorni è incredibile, perché ho sentito anche ieri sera per esempio sulla solito ritornelli che sono andati tutta la serata sulla 7. Ieri sera ho avuto questa malcapitata idea, sono tornato tardi, ho aperto la TV e mi sono guardato la 7. L'analisi che hanno fatto da parte dei soliti sapienti che intervistano e che invitano la 7 è il contrario di quella che è la realtà. Cioè, il problema è che in Italia sono i redditi medi che pagano le tasse, e quando si dice bisogna tagliare le tasse ai redditi più bassi non si rendono conto che per effetto delle deduzioni e detrazioni ci sono esattamente 40 milioni di italiani che sono in area no tax, cioè che non pagano le tasse.
e quindi il tema che continuiamo a ripetere da anni, che bisogna rimodulare l'IRPEF sui redditi medi, ed è quello che stiamo facendo con le 3 aliquote IRPEF e con finalmente l'IRPEF che diventa strutturale, da 5 è passata negli ultimi 2 anni a 3 aliquote, e anche con l'incremento del cuneo di carattere fiscale, che diventa anche questo importante fino ai redditi di 40.000 euro, è la strada giusta e corretta. Ecco, tanto per rispondere alla prima cosa. Grazie. Poi io, tra le tante deleghe che ho, perché ho le deleghe agli incentivi fiscali, e quindi noi continuiamo ad andare avanti su transizione 5.0 e industria 4.0, che sono 13 miliardi, anche qui critiche da parte della sinistra perché ci sono ancora poche domande, così tanto è una misura estremamente capiente, perché 13 miliardi per le imprese direi che è una somma importante, però bisogna anche capire che sono somme che sono arrivate dalla rimodulazione dei fondi del Repower EU, e che quindi il tema è stato in ritardo, è dovuto più che altro alla complicazione europea più che all'attività del nostro Ministero. Poi ovviamente ci sono alcune richieste da parte degli artigiani e da parte di Confindustria per semplificare la procedura, ma noi stiamo man mano scrivendo delle FAQ, quindi delle risposte sul sito del nostro Ministero, per cui cercando di semplificare le procedure e dare delle risposte puntuali. Quindi insomma anche qui sul fondo di garanzia, che è un'altra mia delega, che insomma deve essere chiaro che il credito esiste in Italia grazie alle garanzie statali, quindi al fondo di garanzia PMI gestito da Medio Credito, cioè tutti quelli che ci ascoltano che hanno operazioni bancarie, quindi di finanziamento, sanno benissimo, o forse tanti neppure lo sanno, che dietro c'è la garanzia statale nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda il prossimo anno, noi riproporremo la misura del 2024, che ha dato ampio spazio anche al mondo dei confidi, che non avevano lavorato assolutamente nel periodo del Covid, perché quando le garanzie statali, vi ricordate, erano dal 90 al 100% fino a 35.000 euro per tutti, senza valutazione del merito creditizio, è abbastanza chiaro che non hanno lavorato. Invece, da riforma che ho seguito io direttamente lo scorso anno, i confidi quest'anno hanno ricominciato a lavorare con operatività che è andata quasi al 75% rispetto in più rispetto all'anno precedente. Ricordiamo che ci ascolta che i confidi sono gli enti di garanzie, solitamente ovviamente legati al tema della mutualità, alle garanzie degli artigiani e dei commercianti, e quindi sono fondamentali per il credito alle piccole e alle micro imprese. Quindi anche sul fondo garanzia noi avremo il prossimo anno delle misure importanti per sostenere il credito. Sul tema della domanda, sul tema del Made in Italy, abbiamo approvato lo scorso anno la legge sul Made in Italy, il disegno di legge sul Made in Italy, in cui all'interno, oltre a una serie di contribuzioni, ci sono le tutele, perché uno dei problemi più grossi è legato al tentativo di imitazione dei nostri prodotti made in Italy. Cioè, c'è un problema mondiale di Italian sounding. I prodotti italiani sono prodotti di eccellenza un po' in tutti i settori, però ovviamente in testa a questi c'è l'agroalimentare, il tessile, dalla moda, gli accessori, e questi prodotti vengono imitati, quindi stiamo lavorando a un sistema attraverso le blockchain che marchi in maniera definitiva ciò che è prodotto italiano, quindi per evitare tutta una serie di false imitazioni che arrivano dall'estero. Pensate che io 2 settimane fa sono stato al Cersaie, alla fiera che è una delle più importanti a livello europeo sulla ceramica a Bologna, e nello stand cinese c'erano delle piastrelle in ceramica chiamate Venezia.
Allora, per carità, capiamo benissimo che non si può limitare l'utilizzo di nomi italiani, però capite che il contribuente è il cittadino che deve fare degli acquisti e vede delle piastrelle Venezia che però sono state prodotte in Cina, è una pratica assolutamente elusiva del Made in Italy e dei marchi che sono prodotti di assoluta eccellenza, così nel vino, così nei formaggi. Ricordiamo il parmesan, la mozzabella prodotta in Australia, l'asiago americano che viene esportato in Europa, ecco, con problemi magari di dazi sull'esportazione dei nostri prodotti, e quindi anche speriamo adesso con le elezioni americane che ci sia anche una maggiore regolamentazione e ci sia questo binomio e collaborazione che deve esserci tra l'Europa e gli Stati Uniti. Non è che si può impedire l'esportazione di prodotti made in Italy o made in Europe e dopo lasciare libera l'esportazione di prodotti imitati magari che vengono da altri mercati. Quindi su questo noi lavoriamo per una maggiore regolamentazione. Quindi mi raccomando, ascoltatori, non fatevi fregare, spargete la voce, anche se avete parenti, amici in giro per il mondo, troppi marchi, tarocchi girano e poi basta provare il prodotto e vedi che alcuni di questi sono veramente delle merite schifezze. Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese del Made in Italy, è stato un piacere, buon lavoro e alla prossima. Grazie e buona giornata a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che riapre le danze. No, apre i vostri WhatsApp. Certo. Vediamo un po' cosa mi avete scritto in questi ultimi minuti. Siamo tutti figli di Trojan. Non ridete che lo avete ricevuto anche voi. Sicuramente il troianetto nel telefonetto. Vogliono informatizzare tutti i documenti e i nostri dati, poi ti accorgi che il settore pubblico non investe a sufficienza sulla sicurezza informatica. Scandaloso. Poste o Amazon sono più sicure? Non lo so, fatto sta che chiaro c'è l'It Wallet, no vabbè, c'è anche l'APIO e adesso per pagare qualunque cosa, lo sapete, no? Si usano queste app che uno dice vabbè costa di meno, no, costa anche di più. Caro Sammy, altro che facciamo la storia come dice la Melona, tutt'al più di sicuro siamo il paese dei Trojan e delle Trojan, un paese di imbesuiti che aspettano le elezioni democratiche in USA. Urge un pernacchio professionale del maestro Edoardo Di Filippo per svegliarci un pochino, caro Gianni. È vero, ma adesso arriva Morelli, non gli posso mica fare il pernacchio. Oh, ma guarda, chi si vede? Enrico Grandi. Ciao Sammy, ma il PD è così sicuro di vincere in Emilia? Bravo Enrico. Hanno una paura boia. Per il momento la paura oggi è incentrata sull'Umbria, sui quotidiani di sinistra, ma vedremo domani o dopo che cosa scrivono. Grande Enrico, grande amante della radio. Credo non ci sia bisogno di ricordarlo che in Liguria abbiamo anche il nostro ottimo Savoini. Buona giornata a tutti, Mirko da Lonate. Ciao Sammy, sapere dove abitano i giudici e portarli vicino a loro i clandestini, poi vediamo cosa diranno. Ma no, ma non si possono avvicinare alla casa dei giudici, sono sempre sotto carabinieri, polizia. La Lega è ostacolata dagli stessi leghisti. Ci sono conduttori che in continuazione la criticano, però non criticano Fratelli d'Italia. A sinistra ciò non succede. Sì, a sinistra volano gli stracci proprio, nella coalizione. Non ne parliamo neanche. Ciao Sammy, bravo il Bosi. Ho abitato 40 anni ad Arcisate e il mio angelo mi ha salvato almeno 7 volte. Bravo Sante, Abbiamo trasmesso prima la canzone di Marco Bosi, cantautore di Arcisate, e la canzone che ha fatto si chiama Chiama gli angeli, l'angelo custode.
Berengario saluta e dice: io pago la flat tax, sto sotto i 55.000 netti, sono fiero di pagare e contribuire alle spese necessarie, ma per certe spese concordate con paesi che ci considerano una colonia di polli non son certo contento. Reintroduzione immediata dei MAV e dei RAV, con i conti online non si pagava nulla alle banche. Hai visto? Buongiorno, vorrei fare i complimenti alla canzone In questa terra non nascono fiori, si addice a tutto. Grazie Barbara dei complimenti che giriamo volentieri all'artista indipendente delle 8:30 Marco Bosi da Arcisate in provincia di Varese. Ricordate che, spero vi faccia piacere, sembrerebbe di sì, Sammy Varin proprio ogni mezz'ora trasmette un artista sconosciuto a livello nazionale, ma conosciutissimo nel proprio territorio. Con questa giustizia l'Italia non è sicura, mi scrive qualcun altro, e io ricordo ancora una volta il nostro numero per i WhatsApp, perché vi serve poi per l'intera giornata, ma anche per la nottata. Memorizzatelo sul vostro cellulare. Non abbiamo troia noi, non diciamo quelle brutte parole. 340 6709 659, ripeto 340 6709 659. Memorizzate sul vostro cellulare questo questo numero di WhatsApp di Radio Libertà e potrete inviarci il vostro messaggio, il vostro pensiero, anche un audio o un video in qualunque momento del giorno o della notte, perché poi il primo che arriva in redazione lo legge in diretta. Ed è bello perché è la cartina di tornasole della nostra radio, Radio Libertà. Siamo liberi e nella nostra libertà c'abbiamo la pausa delle 9, è in arrivo il sottosegretario Alessandro Morelli, ma abbiamo la canzone indipendente e anche la presentazione, Francesco, sul cursore che sentiamo la presentazione della canzone Creta della 19enne Gaia Bitocchi. Ciao ascoltatori di Radio Libertà, sono Creta, ho 19 anni e il mio nuovo singolo Rigacuore parla di un amore imperfetto, non sempre facile da dimostrare, ma che vale davvero tutti gli sforzi compiuti per viverlo e per poi raccontarlo. Con questo brano spero di trasmettervi l'amore che ho provato e che tuttora provo e anche il coraggio di non nascondersi mai dietro niente o nessuno per paura di non essere abbastanza o di non essere adatti per ricevere l'amore che si vuole. Spero che il brano vi piaccia e ci sentiamo presto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Dolcissima Creta, si fa chiamare così in arte Gaia Bitocchi, 19 anni da Roma. La sua nuova canzone è Riga Cuore. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Zan zan, con il buongiorno rinnovato la voce di Sammy Varin, conduco io in questo periodo storico la rassegna stampa, la mattina e le danze con i nostri ospiti. Questo è bello, importante, ma soprattutto è uno storico amico di Radio Libertà, di Radio Padania, di Sammy Varin. Insomma, abbiamo fatto radio insieme per tanti anni. Il senatore Alessandro Morelli, buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Senti, questa volta stiamo in generale. Ti faccio la domanda in generale. Come va Alessandro Morelli? Di che umore sei questa mattina tra 1000 appuntamenti istituzionali come al solito? Ma qual è l'umore che hai trovato quest'oggi appena sveglio, magari aprendo i giornali quest'oggi? Perché da una parte c'è una certa allegria anche tra noi ascoltatori radiofonici, c'è Libero che scrive il PD perde e festeggia, poi sono entrato pericolosamente anche sul quotidiano Repubblica e abbiamo visto che comincia a serpeggiare una certa paura delle prossime elezioni, visto che hanno perso in Liguria, adesso c'è l'Umbria, c'è l'Emilia Romagna e insomma cominciano a guardarsi e dire: e adesso? Dall'altra le solite arrabbiature per i Trojan. Io ti ho inviato un messaggino e tu lo apri e arriva il Trojan sul tuo telefonino, per cui serpeggia anche un'inquietudine, come per dire: che novità è mai questa? Siamo spiati, ma chi organizza questi dossieraggi? Siamo partiti noi della Lega a dire che c'era qualcosa che non funzionava, adesso abbiamo visto che chiunque può commissionare un dossieraggio, dai 200 euro e ti dico dove si trova Sammy Varin prima di andare in radio. Sono curioso, cosa sta succedendo? Ma partiamo dall'inizio. Di che umore è quest'oggi Alessandro Morelli? Di che umore dobbiamo essere tutti, almeno quelli che sono affezionati alla politica, alla sana politica. Vedendo i risultati elettorali della Liguria chiaramente sorridiamo, siamo felicissimi per quanto riguarda la vittoria del centrodestra e di Marco Bucci in Liguria, il risultato della Lega, ma dobbiamo sottolineare, e lo dico da cittadino interessato, quanto l'impegno che è stato profuso dal governo, dai nostri rappresentanti, Edoardo Rixi in particolare, essendo lui stesso un sindacalista di Genova, gli importantissimi investimenti che sono ricaduti e ricadranno sulla città e sulla Liguria tutta, innanzitutto a seguito del dramma che conosciamo tutti, il famoso crollo del Ponte Morandi, e dall'altra parte per gli investimenti legati alle infrastrutture, primo tra tutti la diga foranea di Genova, il quadruplicamento della ferrovia tra Genova e Milano, quindi la possibilità di collegare Genova, Torino e Milano tutte a un'ora di distanza l'una dall'altra, e la grandiosa opera ferroviaria che si sta realizzando, e cioè il terzo valico dei Giovi. Detto questo, chiaramente rimane l'amaro in bocca rispetto a quello che sta succedendo. Quindi noi abbiamo vinto malgrado quanto sta avvenendo, e cioè sempre più stiamo scoprendo quanto le tesi che oramai tutti quanti sappiamo, cioè si dice serenamente oramai, quando si scherza al telefono, caro maresciallo, al telefonino, lei che ci ascolta, e si continua una frase ironica chiaramente. Bene, oggi se prima lo si diceva perché tanto c'è questa vulgata per cui siamo tutti intercettati, oggi la dura realtà ci viene letteralmente sparata in faccia da non solo quello che scopriamo sui giornali, ma quello che scopriamo grazie anche all'intervento di una parte buona della magistratura. Perché lo dobbiamo sottolineare, caro Sammy, qui non ci sono dei singoli che hanno fatto delle pazzie per cui sono andati a rovistare
nel conto corrente di Sami Varin, di Mario Rossi o di Giuseppina, ma c'è una serie di organizzazioni, come appunto stiamo vedendo, che appunto costruiscono delle inchieste che alla fine diventano inchieste giornalistiche, iniziano da inchieste di polizia giudiziaria, partono quindi a seguire le inchieste della magistratura e infine i nostri nomi vengono sparati sui giornali, evidentemente con l'intenzione di sputtanarci. Quando mi hai parlato, caro maresciallo, eccetera, mi è venuto un flash proprio ai tempi di Radio Padania, quando davvero ci parlavamo al telefono e sentivamo qualcuno respirare dall'altra parte che non era il tuo interlocutore. Erano, va bene, i tempi della secessione, sono venuti qui, l'assalto in Bellerio, eccetera. Però quello è stato l'inizio di tutto, poi ci si è perfezionati, adesso appunto ti spediscono il messaggino, guarda questo filmato, ti guardi TikTok e intanto ti cucchi il virus, che non è un virus, ma è un simpaticissimo Trojan positivo. E molti ascoltatori mi stanno scrivendo adesso che è molto meglio non comprarsi iPhone 1500 ma avere un buon vecchio telefonino di quelli che non hanno né la telecamera, il microfono, quello lo devono avere, però col cavolo non è di quelli potenti come quelli che girano adesso. Senti, tra le argomentazioni dei nostri ascoltatori ci state scrivendo WhatsApp al 340 6709 659 e su tutti i quotidiani c'è naturalmente la decisione del Tribunale di Bologna. Dicevamo prima, abbiamo vinto in Liguria nonostante e dopo il nonostante ci sono ad esempio anche certi magistrati, sicuramente in questo caso, ragazzi, ce li abbiamo qua. Il Tribunale di Bologna rinvia il decreto Paesi sicuri del governo alla Corte europea e la frase che molti, non soltanto di centrodestra, stanno un attimino pensando e ripensando, ma avranno fatto bene a scrivere sta frase? Anche la Germania nazista era un paese sicuro? Per la maggioranza dei tedeschi lo era, ma non per ebrei, omosessuali e rom. Insomma, la battuta che Sami Varin ha sempre detto da decenni su queste frequenze è che il clandestino arriva da noi e semplicemente dichiara di essere gay o dice di avere il raffreddore o dichiara di provenire da zone dove fa un caldo o dove piove sempre, eccetera, e quello nel suo paese non ce lo puoi assolutamente rimandare. Si scherza, ma mica poi tanto. Che cosa stanno combinando i giudici di Bologna? Qui appunto c'è quella parte di magistratura che invece sta applicando con un criterio che, ribadisco, lo abbiamo già detto, ma è giusto ricordarlo ai nostri ascoltatori, è eversivo, non c'è altro termine, perché il programma, il progetto è un progetto eversivo, parte, come dicevamo, dalle inchieste, dalle pseudo inchieste, dai guardoni nei nostri conti correnti della polizia giudiziaria, passando dalla magistratura fino alle inchieste giornalistiche. Per quanto riguarda appunto il tentativo di letteralmente deflagrare la reputazione di politici, di imprenditori o di singoli cittadini. Dall'altra parte c'è una magistratura che in maniera politica, parziale, cerca di imporre una propria visione rispetto a delle norme che sono norme generali. È evidente che questo governo, se scrive una norma, quella norma ha un determinato indirizzo, ha dei determinati obiettivi. Ora, questi obiettivi non sono interpretabili perché il governo, questa maggioranza parlamentare, dà degli indirizzi chiari rispetto al tema dell'immigrazione. Ora che questi signori scrivano nero su bianco e come sai sulla prima pagina del Libero viene riportato, si potrebbe dire, questo scrivono i magistrati, si potrebbe dire, virgola, paradossalmente, virgola, che la Germania sotto il regime nazista era un paese estremamente sicuro per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca. Ma di cosa stiamo parlando? Ma questi qua stanno in maniera eversiva
creando delle nuove fattispecie a causa delle varie interpretazioni, per cui si sta cercando di scardinare quello che è l'indirizzo politico che legittimamente una maggioranza politica, che segue quanto politicamente hanno espresso i cittadini attraverso il loro voto democratico, questi stanno cercando di ribaltare quel risultato. Salvini dice: questi magistrati si candidino, ma sottolineo che Salvini è un eroe, perché è una persona, oltre che essere un esponente democraticamente eletto, un parlamentare e un ministro, vice premier, è la persona che è più maggiormente oggetto dell'attenzione dei magistrati, sia per i 6 anni ai quali questi lo vorrebbero condannare per un presunto sequestro di persona inesistente, sia, lo devo sottolineare ancora, perché anche lui è stato particolarmente osservato ed è comprovato come nell'ambito dei famosissimi, celeberrimi 49 milioni ci siano stati inseriti persino dei suoi bonifici personali che ha fatto da persona fisica ad altre persone. Ma qua stiamo parlando veramente della follia allo stato puro, e peraltro una follia che è stata assolutamente promossa da una propaganda, perché non c'è altro termine, da una propaganda che ha cercato di devastare la Lega dal punto di vista mediatico. Quella propaganda a cui oggi fanno riferimento i magistrati in questo scritto, la propaganda nazista, cancellava, distruggeva, denigrava i propri avversari politici. La propaganda attuale sta cercando di devastare e denigrare un partito in particolare, la Lega, ma in generale di colpire i partiti di centrodestra per appunto sovvertire quella che è il risultato delle urne. E voi cosa ne pensate di ciò che sta dicendo Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio? Inviate il vostro WhatsApp al 340-6709-659. Abbiamo ancora 15 minuti di tempo e se avete qualche domanda da fargli siete i benvenuti. Bella la vita di un evasore. Da oggi la bella vita è finita, l'evasione non paga. Sì, e fa discutere anche questo video. Qui non abbiamo più niente da fare, ragazzi, discutiamo ormai anche del sesso degli angeli, dei Trojan. Il video del Ministero delle Finanze, sì, fa discutere perché sono gli idraulici, i carrozzieri che evadono, invece non abbiamo fatto vedere nel video l'idraulico, e va contro il DNA liberale, ha detto qualcuno, perché esalta un'attività poliziesca di repressione, e oggi poi scopriamo su tutti i quotidiani che per quanto concerne l'IRPEF il 15% degli italiani paga per tutti. Che idea ti sei fatto? Sei d'accordo con tutte ste polemiche su questo video? Ma c'è ancora? Non lo avranno mica ritirato? Oh signor Alessandro Morelli. Io penso che sul fronte comunque delle entrate fiscali e della necessità di aumentare i controlli rispetto a chi appunto cerca in qualche maniera di evadere le tasse, ma dall'altra parte anche di trovare la possibilità di un'interlocuzione, perché chi dice fisco amico francamente io non concordo con questi termini, ma bisogna trovare un'interlocuzione perché ci sia un sereno rapporto tra le imprese, gli imprenditori, gli artigiani, i singoli che legittimamente vogliono semplificare la propria vita e il proprio rapporto con il fisco attraverso delle formule che sono quelle che il ministro Giorgetti ha nuovamente messo in campo. Quindi annunciando anche che chi non aderirà a queste formule diciamo di condivisione per quanto riguarda i temi del fisco, chiaramente ci saranno delle attenzioni, dei particolari controlli. Io ritengo che questo sia un percorso assolutamente ragionevole, che è coerente con la volontà che la Lega porta avanti ormai da un po' di tempo e che ha messo in pratica ancora una volta dalle parole ai fatti, e cioè il tema della flat tax. È assolutamente corretto che ci sia un sano rapporto tra chi deve pagare le tasse e lo Stato, che doverosamente deve avere degli introiti dalle tasse. Dall'altra parte però chi cerca di evadere, soprattutto quando c'è un rapporto
aperto e sul tema della flat tax in particolare, con una tassazione piatta che oggettivamente è una tassazione con aliquote affrontabili. Chi, dicevo, cerca in qualche maniera di truffare ed evadere, a quel punto evidentemente deve essere pesantemente punito. WhatsApp al 340-6709-659, ci scrivono da Milano che è diventato il magna magna da sempre, ormai dobbiamo dirlo, dei centri sociali. Piscina Scarioni occupata, l'ex storico palazzetto del Ghiaccio occupato. Alessandro, cosa succede a Milano? Beh, questo il tema dell'Agorà, il Palaghiaccio occupato dai centri sociali, è stato secondo me un campanello d'allarme gravissimo rispetto a una grande manifestazione internazionale che si chiama Olimpiadi Invernali 2026. La Lega è riuscita a portare con l'impegno nostro in sede parlamentare, di governo, ma nostro anche sul territorio, grazie alle regioni Lombardia e Veneto, che hanno per prime deciso di investire su questa grande manifestazione, che se non ci fosse stato questo iniziale investimento non ci sarebbero state, lo dobbiamo sempre sottolineare, non ci sarebbero state, e non staremmo parlando di Olimpiadi invernali al nord Italia nel 2026 se Lombardia e Veneto, con i loro governatori della Lega, non avessero deciso di mettere un chip per entrambe le regioni per permettere l'inizio di quel percorso. Ora stiamo parlando chiaramente di una manifestazione internazionale che porterà lustro a non solo Milano, Cortina, Livigno, Bormio, alle aree montane del nord Italia, ma quindi a tutto il paese, ma abbiamo qualcuno che sta, dal punto di vista politico chiaramente, sta cercando di tirare per la giacchetta e impedire o comunque manifestare contro questa grande manifestazione in maniera totalmente antidemocratica, perché questi signori hanno occupato un palazzetto di proprietà del Comune di Milano. Ora, palazzetto del Comune di Milano, dove governa il PD, Olimpiadi invernali, che è vero che le ha portate la Lega, ma porteranno a tutto il territorio, a prescindere dai colori politici di ogni singolo nostro concittadino, porteranno sviluppo, visibilità, peraltro sport, quindi valori, eccetera, eccetera. Di tutto questo nessun esponente del Partito Democratico si è espresso per polemizzare nei confronti di questi balordi che, non avendo nulla da fare, hanno occupato un bene pubblico del Comune di Milano, governato dal PD, con il PD completamente muto. Ancora segnalazioni dai nostri ascoltatori, tanti argomenti sul tavolo. Sicuramente anche questo è bello importante, il nuovo codice della strada finalmente pare che sarà approvato a metà novembre, e in modo particolare penso che i guidatori di monopattini sono quelli che più si preoccupano, perché ci vorrà la targa, il casco, l'assicurazione. Quali sono secondo te, Morelli, i cambiamenti più potenti e quelli più auspicati, quelli più attesi, e magari quelli che potrebbero far arrabbiare qualcuno, e parliamo di quelli che le regole proprio non le vogliono rispettare? Guarda, qua non è solo un discorso di regole, è anche un discorso di buonsenso, permettimi Sammy, perché il tema dei monopattini, soprattutto nelle grandi città, lo viviamo tutti i giorni con questi che da un lato, perché oggi la stragrande maggioranza delle grandi città, essendo governate dal PD e dalla sinistra in generale, ed essendo questi diciamo particolarmente sensibili, positivamente sensibili al tema dei monopattini, già non fanno applicare le leggi le norme da parte delle polizie locali. I monopattini non possono andare sui marciapiedi, i monopattini non possono essere guidati e non possono portare 2 persone, i monopattini oggi non possono essere guidati da minori di 14 anni. Eppure tutto questo avviene sotto alla luce del sole, serenamente, senza che nessuno dica niente e commini quelle multe che invece ricevono milioni di italiani, che sempre dagli stessi sindaci vengono comminate dai famosi autovelox selvaggi. Ora quindi vengo al punto: alcuni degli argomenti molto importanti di questo nuovo codice della strada sono proprio il tema degli autovelox, quindi una stretta rispetto
rispetto all'autovelox selvaggio, che dovrà essere invece, il cui posizionamento dovrà essere invece condiviso con le prefetture e con nuove regole per appunto il montaggio, la possibilità di apposizione posizionamento dell'autovelox. Dall'altra parte le anticipavi le nuove norme legate ai monopattini, c'è il tema dell'alcol e quindi una stretta anche su questo argomento, e poi per quanto riguarda la sicurezza stradale, ma anche l'attenzione rispetto ai nostri amici a quattro zampe, delle pene molto più alte rispetto a chi abbandona, mettendo in pericolo non solo chiaramente la vita dell'amico a quattro zampe, oramai dell'ex amico a quattro zampe a quel punto, compiendo peraltro un atto civilmente deplorevole, cioè l'abbandono di un animale per strada, e mettendo a repentaglio chiaramente la vita di altri fruitori della strada, siano essi automobilisti o motociclisti. A quel punto ci sono nuove pene che chiaramente vanno, secondo me, esattamente nella linea del buon senso. Quindi attenzione, metà novembre, nuovo codice della strada. Facciamo un bagno di democrazia e leggiamo qualche WhatsApp, dai, negli ultimi minuti al 340-6709-659. Tu lo sai, Alessandro, perché hai fatto radio tanti anni, è sempre un punto interrogativo quando cominci a leggere i WhatsApp. Lasciate perdere il ponte tra le cosche, investiamo nell'assetto idrogeologico alpino padano. E ancora, più che i commenti del popolo, sarebbero necessarie soluzioni dai politici, sarebbe un loro preciso dovere. E ancora, credo che gli imprenditori della filiera auto non possano aderire al concordato perché prevedono un calo di fatturato, il Silvio da Torino. E ancora, l'evasione si contrasta meglio se permettiamo lo scarico dell'IVA a tutti coloro che fanno una dichiarazione e non solo alle partite IVA, perché si innesterà un meccanismo di controllo reciproco a beneficio delle parti, scrive Gianluca. E gli idraulici, i meccanici, gli elettricisti non si trovano. Con questa propaganda negativa di evasori scompariranno del tutto, e più aumenti le tasse e più chi lavora in proprio farà del nero. Lo hanno sempre detto, meno sono le tasse più le pagheranno tutti. Pagano le tasse solo chi ha dei beni al sole e i dipendenti lavoratori che non possono scappare, soprattutto qui nel sempre meno ricco nord. Hai visto, Alessandro, un esempio di ciò che pensano i nostri ascoltatori. Partiamo proprio dall'ultima, ricordando appunto che l'auspicio della possibilità di utilizzo della flat tax al 15% per le partite IVA che arrivano fino a una determinata cifra è assolutamente auspicabile, proprio per evitare che ci siano dei rapporti in nero con i propri clienti, ma soprattutto che ci sia un rapporto totalmente in bianco, senza alcune polemiche, senza particolari osservazioni da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate nei confronti di queste partite IVA. La flat tax è il modo più semplice per pagare le tasse, è anche uno strumento che appunto, diciamocelo serenamente, non può essere sicuramente additato di appesantire la tassazione, visto che stiamo parlando del 15%, e dunque l'auspicio è che tanti nostri professionisti possano aderire a questa opportunità. È chiaro che se c'è qualcuno che cerca di fare il furbo e in qualche maniera di sviare al pagamento delle tasse, su questo noi non possiamo che non essere concordi. Dall'altra parte il ponte, ricordiamolo, il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera importantissima non solo per Reggio Calabria e Messina, ma per l'intero paese, perché le industrie del nord avranno un'opportunità in più innanzitutto per il trasporto delle proprie merci, perché lo dobbiamo sempre sottolineare, uno dei temi sui quali sicuramente la politica fino a poco tempo fa poteva essere criticata era la mancanza di programmazione. Ora, grazie a Salvini, che ha una visione di immediato periodo, medio e lungo periodo, stiamo facendo degli investimenti perché tutti quanti ci rendiamo conto che la Sicilia è la piattaforma logistica
migliore che l'Europa possa avere. Ora dunque, perché da un lato è prossima al canale di Suez, dall'altra è assolutamente prossima al continente africano, che tutti sappiamo essere il continente che nei prossimi anni, nei prossimi decenni, sarà il continente che si svilupperà in maniera maggiore. Già i paesi del Nord Africa, come sappiamo, stanno facendo delle crescite importanti ogni anno. Dunque, proprio per questa ragione, l'auspicio è che attraverso il ponte questa piattaforma logistica naturale possa prendere quel posizionamento geopolitico che è fondamentale anche dal punto di vista logistico. Il ponte, come è stato dimostrato da varie ricerche indipendenti, porterà benefici non a Reggio Calabria o a Messina, ma porterà benefici per esempio in Lombardia, perché proprio la maggiorazione di PIL legata al ponte sarà più importante in Lombardia, perché, come dicevo, le merci, le materie prime potranno arrivare in Lombardia Lombardia e e nelle altre regioni chiaramente, con minori costi e minori tempi, e dall'altra parte i prodotti che le nostre industrie e fabbriche riusciranno a fabbricare grazie a queste materie prime potranno essere esportate ancora meglio. Da un lato su Genova, grazie a Genova, al porto di Genova, il 1,5 miliardi investito sulla diga foranea e gli svariati miliardi legati alle opere che avevo citato prima, cioè il quadruplicamento della ferrovia tra Milano e Genova e il terzo valico dei Giovi, chiaramente non dimenticandoci la Gronda di Genova, che è un obiettivo non solo della Lega ma anche dichiarato dal nuovo governatore Bucci, e dall'altra parte logicamente appunto questa piattaforma logistica che ha una visione di lungo periodo e che permetterà chiaramente appunto uno sviluppo di regioni che oggi sono diciamo un po' più arretrate rispetto al nord. Viva l'Italia dei sì e basta con l'Italia dei no, no, Sì, perché, no. scusami Sammy, il tema non è che se fai il ponte non fai le altre opere, fai le altre opere e contestualmente fai il ponte. Non è che siccome facciamo le Olimpiadi invernali tra Milano e Cortina e le altre località dobbiamo cancellare tutto il resto. Diciamo che lo sviluppo non di un paese ma di un continente funziona se ogni singola importante, fondamentale realtà ha uno stretto collegamento con altre realtà che magari non hanno la stessa funzione, ma semplicemente possono essere anche solo di passaggio. Ecco l'Italia da fare. Grazie al senatore Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato. Buon lavoro Alessandro. Grazie a tutti voi, buona giornata. Buona giornata a voi, Sammy Varin se ne va, l'editoriale di Sallusti e poi arriva Giulio Cainarca, gli scorretti. A più tardi. Avete ascoltato